Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritrovati anche quest'oggi. Anche quest'oggi affrontiamo temi di attualità molto importanti, non soltanto per le categorie che si vedono coinvolte. In questo caso ci rivolgiamo agli artigiani con CNA Veneto. Abbiamo qui presente il presidente Moreno De Col. Ben ritrovato, presidente. Grazie. Ma tante categorie, tante persone che rappresentano categorie produttive, perché poi tante volte voi ci chiedete ma chi sono poi gli artigiani? No, non è chi sono gli artigiani, sono anche degli piccoli imprenditori, hanno delle aziende, hanno dei dipendenti, sono tantissimi veramente, è un indotto molto importante per la nostra regione e quindi tutto quello che viene detto e raccontato riguarda non solo la categoria coinvolta, come dicevo, ma anche i cittadini, perché poi di rovescio ci sono tutti i cittadini fruitori di servizi, di beni e di lavori che vengono svolti dagli artigiani. Quindi è importante che anche ce ne siano. Sì, è molto importante che ci siano perché diciamo, c'è il tessuto sociale è fatto anche da artigiani e sono gli artigiani poi che sono quelle figure che svolgono i servizi anche per conto della cittadinanza, perché parliamo dei servizi alla persona, parliamo delle piccole manutenzioni, parliamo di tutti i generi di attività che non sono in capo alle grandi imprese e che possono essere realizzati quindi da piccoli imprenditori, da piccole imprese che in certi casi poi sono diventati anche grandi perché c'è stata anche all'interno un'evoluzione e quindi ha prodotto diciamo una crescita della propria azienda, della propria attività. E infatti voi avete sia un settore, quello che possiamo conoscere delle riparazioni, ristrutturazioni e quant'altro, dell'edilizia, anche quello però dell'alta tecnologia, e questo è molto importante, proprio anche per i giovani che si rendano conto. Sì, sì, sicuramente, infatti uno sforzo che dovremmo fare come rappresentanza, come corpo intermedio, diciamo, è rappresentare la figura dell'artigiano non più solo come quella persona in grado di lavorare con le mani, ed è vero, ci mette anche la testa chiaramente insieme al lavoro e le mani, però che è in grado anche di affrontare le nuove tecnologie, che è in grado di rapportarsi anche con la transizione digitale, con la transizione energetica o ecologica che attualmente è sulla bocca di tutti, perché di fatto nelle nostre piccole imprese tutti si danno da fare per migliorare il proprio prodotto, per migliorare il proprio servizio, il proprio processo produttivo e quindi spesso c'è anche parecchia innovazione, parecchia ricerca di nuove possibilità, di nuovi metodi per lavorare, per produrre chiaramente un prodotto migliore, per fare un servizio più vicino alle esigenze della popolazione, per svolgere la propria attività in maniera anche più ecologica o più veloce o più smart, come si usa dire adesso, nei termini dell'uso della tecnologia. Insomma, parliamo poi di intelligenza artificiale che un po' alla volta entra anche nelle nostre piccole imprese. Per cui servono competenze, serve tanta formazione, tanta buona volontà e grande anche capacità sia speculativa e intellettiva ma anche manuale, quindi un connubio che non è facile così da trovare, vero? Certamente sì, perché non è più il tempo, come dicevo prima, dell'artigiano che tutti immaginiamo come la persona che fa il ferro battuto che batte o il falegname che lavora con la pialla a mano o il muratore che mette un mattone, un sorradoi, come si dice, no? Perché è il termine classico per dire la costruzione di un muro. C'è quello, ma c'è anche molto di più, quindi anche i giovani potrebbero essere molto interessati, già ce ne sono chiaramente che entrano nelle nostre imprese, purtroppo ce ne sono pochi perché diciamo che sono pochi anche i giovani in generale, quindi diventa difficile, c'è un problema poi di denatalità che tutti conosciamo, del quale abbiamo già parlato anche altre volte, ma il ruolo diciamo, dell'innovazione e della tecnologia è sempre più importante e noi dovremmo farci carico di rappresentare il nostro mondo in maniera più, oltre a quello che già facciamo, in maniera più aperta, più moderna, più vicina alla tecnologia, anche per invogliare di più la presenza di giovani, che però, ripeto, in tante aziende ci sono e sono quelli poi che mandano avanti le macchine a controllo numerico nel settore del legno, nel settore della meccanica di alta precisione, nel settore dell'elettronica, nel settore della comunicazione per esempio, ci sono tantissimi giovani
formati, che sono usciti dalle scuole tecniche o anche dall'università, che poi lavorano all'interno delle nostre imprese, ed è un valore che dovremmo cercare di salvaguardare e di sviluppare sempre di più. Il problema forse anche per i meno giovani la mobilità, no? Il fatto che tanti lavoratori cambiano azienda sostanzialmente, quindi voi non avete uno zoccolo duro di persone però più ridotto rispetto al passato, forse questo? Sì, allora in generale c'è una difficoltà sulla ricerca della manodopera. Cioè, tutte le aziende più o meno sono alla ricerca di nuovi collaboratori, parlo un po' in tutti i settori, e obiettivamente non è facile trovare personale formato soprattutto, e oltre che formato anche disponibile poi a fare certi tipi di lavoro che sono visti ancora, come dicevo prima, in maniera sbagliata rispetto a quello che in realtà è. Certo è che spesso i collaboratori in un'impresa artigiana diventano quasi parte di una famiglia, cioè c'è un legame che si rafforza molto di più rispetto alla grande impresa, perché c'è un rapporto diretto proprio tra datore di lavoro, imprenditore e dipendente, quindi c'è un lavoro di estrema collaborazione che è un valore aggiuntivo, diciamo, delle nostre piccole imprese rispetto alla grande impresa, in cui uno è un numero rispetto a una moltitudine di persone presenti all'interno di quell'azienda. Quindi teoricamente potrebbe essere un fattore di appeal e di attrazione, dall'altro invece vi mette un po' in crisi, perché poi quando manca una persona, quella persona vale 10. Certo, e questo sì, perché parliamo del settore dell'edilizia durante il periodo del superbonus, ma parliamo anche del settore della ristorazione, parliamo del settore degli idraulici e elettricisti, cioè tutti quanti sono alla ricerca di nuove figure da introdurre nella propria azienda, e c'è estrema difficoltà per trovare le persone vogliose di fare. Perché, ma voi vi siete mai avvicinati come categoria, quindi anche lei nella sua veste, poi lei tra l'altro è un imprenditore, per cui chiedendo a certi giovani pronti per entrare nel mercato del lavoro perché non fanno una scelta e ne fanno un'altra, che risposta, o perché magari vanno via da un'azienda? Ma diciamo che c'è sicuramente un rapporto con le scuole che esiste, che dovrebbe essere anche eventualmente rafforzato, per cercare di spiegare ai giovani durante il periodo scolastico le possibilità che ci sono anche all'interno delle nostre imprese. C'è l'aspetto legato alla formazione di tipo professionale, poi ci sono gli ITS, ci sono le forme di apprendistato duale, cioè tutte quelle situazioni in cui lo studente che ha già 15, 16, 17 anni partecipa attivamente, parzialmente nel proprio tempo all'interno dell'impresa per vedere come funziona, quindi si fa già un'idea di quale può essere il mondo lavorativo in quello specifico settore, e può capire se è una cosa che gli può interessare o meno. Poi ci sono altre problematiche legate invece alla evoluzione del sistema di vita, possiamo definirlo così, ovvero tutti i giovani, le giovani generazioni, probabilmente anche a ragione, vogliono avere più tempo libero, vogliono avere il sabato e la domenica non occupato da lavoro, quindi il problema ad esempio dei ristoranti o di quel tipo di servizi, anche i servizi alla persona stessa. Certo. Quindi c'è un approccio al lavoro che è diverso rispetto a quello che c'era quando ero un ragazzo io, tanto per dire, evidentemente. Quindi anche questo è un elemento del quale bisogna tener conto. Ormai c'è un'evoluzione della società ed è innegabile questo tipo di passaggio. Non possiamo negare l'evidenza, e dobbiamo far sì che i lavoratori nuovi che entrano in azienda abbiano la possibilità di gestire anche le fasi della propria vita, perché ormai è diventato un aspetto che in certe situazioni supera anche l'aspetto prettamente economico. Stiamo parlando anche di welfare aziendale, sì, di benefit, che sono diventati quasi la prima domanda che un assunto pone all'azienda per capire che tipo di azienda si trova davanti, se è rivolta verso il lavoratore o rivolta verso se stessa e il proprio fatturato. No? Infatti noi ad esempio abbiamo un ruolo importante della nostra bilateralità, cioè quell'ente, diciamo, formato dalle rappresentanze di datori di lavoro e delle rappresentanze sindacali. C'è una quota dello stipendio che viene versata come salario differito all'ente bilaterale, e l'ente bilaterale, diciamo l'EBAV, nel nostro caso Ente Bilaterale Artigiano Veneto, EBAV, produce servizi di welfare
per i lavoratori anche. Quindi ci sono tante cose che potrebbero essere sfruttate anche in maniera maggiore. C'è la sanità integrativa che viene fatta sempre con la bilateralità, quindi c'è la possibilità di avere un benefit. Ma bisogna che l'azienda ci aderisca a questo, cioè che l'azienda lo capisca. L'adesione diciamo che è obbligatoria, perché altrimenti l'azienda che non aderisce dovrebbe versare la stessa quota direttamente in busta paga all'operaio. Quindi diciamo che è una roba consolidata. L'esperienza del Veneto sul fronte della bilateralità è un'esperienza, io oserei dire, unica in Italia, cioè c'è la bilateralità più forte d'Italia, che è il maggior numero di adesioni, che fa il maggior numero di attività a favore dei lavoratori, dei familiari dei lavoratori, ma anche dei datori di lavoro. Ed è un valore questo assolutamente importante, perché noi ci troviamo, ad esempio io vengo da Belluno, abbiamo il Moloch che è la Luxottica, no? La Luxottica ha un welfare per i propri dipendenti esagerato rispetto a quello che può dare una piccola impresa, evidentemente. Esagerato. E lì siamo su due campi totalmente diversi e noi facciamo la nostra parte, ma non potremo mai arrivare a fare quello che può fare un'azienda di quel genere, che realizza utili di quel tipo e che ha capacità quindi finanziarie e organizzative di quel tipo. Non sono qui per criticare la Luxottica, ma si gioca a armi un po' impari, noi dobbiamo fare la nostra parte, e in questi anni devo dire che con la bilateralità si sono raggiunti ottimi risultati, ottimi obiettivi, e noi puntiamo a migliorarli ulteriormente per dare maggiori servizi aggiuntivi e dovremmo puntare, abbiamo più volte richiesto alla politica, ma ancora non abbiamo raggiunto l'obiettivo, detassare questo welfare territoriale dato dalla bilateralità, perché può capitare che il benefit che viene dato viene anche tassato in aggiunta e quindi si riduce molto in valore assoluto. Ma sì, però io sapevo che i benefit aziendali, il welfare non era tassato, era esente dalla tassazione. Ma c'è una differenza tra il welfare aziendale dato dalla impresa direttamente, diciamo, il welfare dato in maniera contrattuale con la bilateralità. Quindi c'è un percorso che ormai è avviato a parecchio tempo, che però ancora non ha prodotto il risultato. Mi auguro comunque che c'è attenzione da parte della politica su questo, che si possa raggiungere il risultato, perché chiaramente diventerebbe un'entrata netta per il dipendente, perché altrimenti c'è una decurtazione fiscale che non può essere ed è sbilanciata rispetto allo stesso benefit di pari importo dato in maniera diversa, che invece non è tassato, no? Quindi è evidente che questa cosa sbilancia un po' la situazione, insomma. Infatti bisogna stare attenti anche a queste componenti. Comunque il benefit, il welfare aziendale possono essere richiesti dal collaboratore, dal dipendente all'azienda artigiana per farla riflettere se magari non ce l'ha. Sì, ci sono tutte le possibilità previste dai vari contratti di lavoro, evidentemente bisogna capire poi in che contratto uno è inserito, come funziona o come non funziona, ma l'impresa artigiana nei limiti delle proprie possibilità cerca di dare il massimo di beneficio al proprio dipendente, perché ha interesse che rimanga il più possibile. Cioè spesso capita che l'impresa paghi anche più del valore contrattuale piuttosto che perdere un dipendente, insomma, perché... Che vuol dire perdere commesse, perdere lavori, tra l'altro? Sì, perché chiaramente il valore principale che ha spesso un'azienda, l'impresa, oltre alla propria capacità di lavorare, è anche proprio il personale che ha, la forza lavoro che ha, i collaboratori che ha al proprio interno, che sono quelli che danno l'immagine, che fanno il lavoro, che danno anche un futuro all'impresa stessa, quindi è un aspetto non secondario questo. Ecco. Allora, dopo adesso abbiamo la pubblicità che ci interrompe un attimo, andiamo in pubblicità, sempre state sul 19, parliamo appunto anche del discorso della fine appunto del super bonus, quindi cosa si prospetta per le aziende del settore artigiano. Qui abbiamo lo spaccato dell'edilizia molto particolare, e tra l'altro con tutto l'indotto, e poi questo discorso delle case green, se può essere comunque un qualcosa che tiene sempre aperti i portoni per eventuali interventi, ristrutturazioni, oppure se voi non la vedete in questi termini, e quindi che tipo di istanze potete fare anche ovviamente al governo, all'Europa e che dir si voglia. Tra poco.